TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella serata del 15 luglio i carabinieri di Spinea hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in aggravamento del divieto di dimora nella regione Veneto emessa dal Tribunale di Venezia nei confronti di un 42enne già tratto in arresto per un furto in abitazione e sottoposto al predetto divieto. L'uomo, il 10 luglio stesso, è stato individuato dai carabinieri di Spinea quale presunto responsabile di un furto commesso presso un esercizio commerciale. A seguito di ciò, l'autorità giudiziaria ha preso atto della violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare alla quale l'uomo era sottoposto, ha emesso un'ordinanza di aggravamento di tale misura, disponendo quella più afflittiva. Il predetto, rintracciato nei pressi del centro di Marghera, è stato portato nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia. Parliamo di economia. Tra il 2019 e il 2023 le bollette dell'energia elettrica sono rincarate del 108% e quelle del gas del 72,1%. Il costo della vita in questi 4 anni è aumentato del 16,3%. Insomma, dopo la fiammata dei prezzi subita in particolare tra la fine del 2021 e la primavera del 2023 a causa della ripartenza post-Covid e degli effetti provocati dalla guerra tra Russia e Ucraina, la situazione sta rientrando, anche se, rispetto al periodo pre-pandemico, la spesa per le bollette di luce e gas ha subito una vera e propria impennata. In valore assoluto, le tariffe monitorate in questo studio hanno un costo medio per le famiglie italiane pari a poco più di 2.900 euro all'anno, un importo che corrisponde al 12% dell'intera spesa familiare annua. A dirlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre. Parliamo di sanità. Una sede unica per i servizi di Dipartimento Funzionale di Sanità Veterinaria e di Sicurezza Alimentare. Ha trovato collocazione su 2 piani interi nell'edificio presso l'ingresso vecchio dell'ospedale di Dolo. L'accorpamento delle varie unità operative della nuova sede comporta azzeramento delle spese di locazione della precedente sede di Mirano, che viene restituita e produce risparmi ulteriori. Non solo, l'utenza che accede con animali da compagnia trarrà beneficio dalla presenza dell'ambulatorio veterinario immediatamente disponibile in caso di necessità e anche dell'area verde antistante l'entrata d'accesso con presenza di ciotola d'acqua fresca, crocchette e qualche giochino che completa l'ambiente pet friendly, permettendo, oltre alla possibilità di far fare i bisogni, anche lo sgambamento degli animali con funzione anti-stress. Passiamo allo sport con il calcio. Il Venezia Football Club comunica il tesseramento del centrocampista ghanese Alfred Duncan, che ha firmato un accordo sino al termine della stagione 2025-2026 con opzione di rinnovo. Duncan, 31 anni, è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e ha successivamente indossato le maglie del Livorno, della Sampdoria, del Sassuolo, del Cagliari e della Fiorentina, collezionando ben 304 presenze con 14 gol e 17 assist in Serie A. A livello internazionale, il nuovo centrocampista arancio-nero-verde ha totalizzato 8 presenze in Conference League e 5 presenze tra qualificazioni e fase finale di Europa League. Duncan ha inoltre indossato per 10 volte la maglia della nazionale maggiore del Ghana. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.